che i giovani amino il paese, perché questo paese è una miniera di interessi. Bisogna studiare e approfondire che cos'era il paese e soprattutto i giovani dovrebbero cercare di capire il dialetto è fondamentale, conoscerlo su 5 è fondamentale, perché noi ad esempio, quando andiamo a scuola, dobbiamo tradurre da russo 5 in italiano, perché piglia, in italiano è volpe, e noi conosciamo la volpe, l'umazzone, e quindi dobbiamo tradurre da mazzone a volpe, lo ciribicco, che manca passare cosa è, è la cavalletta, quindi dobbiamo tradurre da russo 5 in italiano, ma è fondamentale, perché sono parole che non si pone gigante siano i vecchi, non che io vedo su 5 e che sono su 5, ma le giovani, le piccine devono impararlo. Io a casa mia con i miei figlioli, con i miei nipoti, vedo sempre in su 5, sanno su 5 e mi domandano un po' di parole, l'altra che so, domenica, un mio nipote, ma tu, l'altro ripete di spiegare che c'era l'urrizzo di maccia, che non sa nessuno cosa sia l'urrizzo di maccia. Ecco, le giovani dovrebbero imparare, e poi soprattutto imparare ad amare il paese, ma cosa non sai che il paese? Voi pensate tutte le chiese di campagna che sono state distrutte, che ne papetta di Sant'Eliano, che ne papetta di il pozzo sacro che hanno avuto. Nessuno sa nulla, e ancora, non dico che si deve, ma che si possa chiamare qualcuno e fare una lezione, non lezione, papeggiate che si cose, cioè interessare i ragazzi alla vita del paese. Ecco, la toponomastica, ne ho accennato. La toponomastica è fondamentale, soprattutto io che sono bene delle ricerche, uno inizia a sapere che ha dato i nomi a certe strade, perché non è possibile, via Senes, carriera di Senes, perché gli hanno dato una carriera, la chiamo via Piccola, Cosa Alessandria, che prima non si chiamavano vie, ma Lazzada, vera Lazzada del ramenaggio, vera Lazzada del convento, vera Lazzada del barone. Dopo sono diventate vie.